La storia, la cultura, l'ambiente, il paesaggio stanno a cuore ad un numero sempre più alto di bassanesi e non solo. Erano 1000 il 30 giugno le firme consegnate all'ufficio protocollo del comune a sostegno della petizione per tutelare i campi a sud di Bassano, l'area di San Lazzaro, da nuove edificazioni produttive, industriali e artigianali. Adesso si raddoppia perché in data 1 settembre l'Associazione Bassanese per il rispetto ambientale ne ha consegnate altre 1000 all'attenzione del sindaco Elena Pavan, della giunta e dell'intero consiglio comunale. Sulla zona incombono 4 progetti, 3 ad ovest della Roggia Rosà, 1 a est. In particolare, nell'area verso via Rambolina sarebbe previsto un capannone che da solo misurerebbe 70.000 metri quadri, così grande da riuscire a coprire l'intero centro storico di Bassano. Quelle aree agricole, sostengono i firmatari della petizione, sono patrimonio della città e hanno caratteristiche storiche e paesaggistiche uniche, testimoni della sapienza nel prendersi cura della terra e nel governare l'acqua. A seguito del primo deposito di firme del 30 giugno, la sindaca Elena Pavan ha risposto alla petizione il 28 luglio, comunicando che deciderà il Consiglio Comunale. Entro fine settembre, a norma di statuto e regolamenti comunali, dovrebbe decidere sull'esito della richiesta inoltrata, motivando per iscritto con una risposta in caso di diniego. I primi 1000 firmatari quindi ancora non sanno se la petizione sarà effettivamente tenuta in considerazione e ancor meno lo sanno gli altri 1000 i cui nomi sono stati appena consegnati in municipio. I cittadini vogliono sapere se l'amministrazione intenda o meno preservare una delle ultime aree della zona agricola di pianura, così come previsto negli strumenti pianificatori comunali. Le deroghe esistono e per legge sono possibili, ma la volontà dei cittadini, ormai 2000, nero su bianco, è chiara. San Lazzaro deve restare così com'è.